Francesca, una prestazione corale oggi della squadra, 3 punti da Cavarzere in vista delle ultime 2 partite. Sì, direi che abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo partite cariche fin da subito, abbiamo cercato il gol, l'abbiamo fatto quasi subito direi, e poi da lì è stato più facile. Manca veramente poco alla conclusione di questo campionato, in vista di domenica che ci sarà una partita importantissima a Padova contro il Calcio Padova. Sì, queste qua lo sappiamo, sono tutte finali, però sicuramente la prossima partita sarà molto più tosta rispetto a questa e era importante comunque arrivare, cioè è importante arrivare con la giusta carica, quindi questi 2 risultati che abbiamo fatto in queste ultime 2 domeniche sicuramente aiutano e niente, dobbiamo andare con la stessa convinzione e portare a casa assolutamente i 3 punti. Allora mister, una vittoria convincente oggi qui a Cavarzere per proseguire il cammino. Sì, il clima oggi ha dettato un po' la partita perché c'era caldo, quindi i ritmi sono stati lenti, comunque insomma, abbiamo fatto una nostra partita, sapevamo che dovevamo venire qua a portare a casa i punti, abbiamo giocato anche un buon calcio a tratti, anche se ripeto i ritmi erano lenti, e prepariamo adesso la prossima partita contro il Padova e lavoriamo comunque su quelle cose che ancora non riesco a vedere per bene perché oggi ce ne sono state, anche se oggi comunque il risultato poteva essere molto più largo. Ripeto, sono contento della prestazione di oggi e in funzione poi della partita di domenica prossima. Si è partito per quanto riguarda un modulo con un 4-2-3-1 mettendo in campo una formazione che non avevi mai messo in campo con 3 attaccanti, 4 quasi, sì, praticamente di ruolo. Sì, abbiamo giocato veramente in maniera un po' diversa dalle ultime volte, abbiamo giocato con 4-2-3-1 con potenziale d'attacco molto importante. Perché volevi chiudere subito la gara? Sì, l'idea era quella, dopo magari non sempre se giochi con 4 punti riesci comunque a chiudere le partite perché gli spazi comunque sono occupati. No, niente, comunque poi è andato tutto come doveva andare, siamo riusciti a fare gol anche agevolmente, io non ricordo di tiri in porta dalla squadra avversaria. Difatti questa è la prossima domanda, proprio nessun tiro concesso ai Gordice? Sì, a me dispiace un po' per loro, ho visto una squadra un po' in difficoltà, comunque non sempre le difficoltà degli altri insomma sono proprie perché magari oggi noi abbiamo fatto una partita pur con ritmi lenti, però abbiamo tenuto lì nella loro metà campo, non abbiamo mai fatte ripartire, quindi diciamo merito comunque nostro, ci portiamo a casa i 3 punti e ripeto ancora pensiamo alla partita prossima. Infatti ora testa al Padova. Sì, la testa è già al Padova e sappiamo che oggi mi sembra vinto con il Perugia, quindi anche loro saranno comunque belle galvanizzate, noi saremo cariche a palla perché sappiamo che l'obiettivo è lì vicino adesso, saremo concentrate, determinate, non si cede neanche di 1 millimetro, quindi la testa è già rivolta alla prossima partita, consapevoli che comunque che se vogliamo arrivare lì davanti abbiamo ancora 2 partite da dare il massimo e portare a casa l'intera posta.